Cioè non è che il problema è battere Zaia, il problema è battere un modello di sviluppo sul quale sono stati conniventi, perché la precarizzazione del lavoro, il Job Act, non l'ha fatto Zaia, l'ha fatto un governo a guida del Partito Democratico, perché le grandi opere sono sostenute esattamente come da Zaia anche dal Partito Democratico e dal centro-sinistra. Lo stesso vale per le Olimpiadi e per Dulcis in fondo, insomma, le politiche di tagli alla sanità e all'istruzione sono state ampiamente condivise dai governi che si sono succeduti in questi anni, sia a guida di centrodestra che centro-sinistra. A noi interessano i contenuti, noi crediamo che la politica vada fatta in chiaro. È Paolo Benvegnu il candidato alla presidenza della Regione Veneto nella lista Solidarietà Ambiente Lavoro. Rifondazione Comunista e Partito Comunista Italiano si propongono come una netta alternativa ai blocchi di centrodestra e centrosinistra. Sul listone la presentazione del programma, al centro i grandi temi del lavoro, dell'ambiente e del sociale. La lista rossoverde, capitaneata da Benvegnu, si aggiunge alle 5 che hanno lanciato la sfida a Luca Zaia. Noi da tempo con il PD abbiamo un rapporto, diciamo, conflittuale, cioè sono da un'altra parte, quindi centrosinistra per noi non esiste più con la forza che aveva prima, ma anche con i valori che c'erano prima. Stiamo vivendo in un periodo che possiamo definire di realismo capitalista, dove qualsiasi cosa che si discosta da questo sistema viene guardata male. Noi crediamo ancora che invece un'altra società, un altro sistema sia possibile. Se riusciamo ad essere eletti, ci impegneremo affinché la Regione abbia come priorità non tanto le imprese e il profitto, ma i lavoratori e il loro benessere. L'infame legge